Bella io, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, ragazzi, bentornati nelle mie analisi a freddo. Oggi parleremo naturalmente di Napoli-Fiorentina 2-1. Ragazzi, la vittoria contro la Fiorentina è una vittoria che pesa tantissimo, più di quanto si possa pensare. È una vittoria che tra l'altro arriva soprattutto con poco riposo, pochi uomini e con un cuore buttato praticamente oltre l'ostacolo. Come sempre partiamo con le verità scomode, ragazzi, della partita. E la partita ci ha detto che innanzitutto il Napoli non vince perché è più forte, ma vince perché ha resistito meglio alla battaglia contro la Fiorentina. Il Napoli riesce a vincere nonostante un calendario senza senso, perché gioca mercoledì in Champions, si ritrova a giocare il sabato alle 6 in campionato, meno di 72 ore per riposarsi, nonostante la settimana dopo, cioè quella in corso, è praticamente libera da impegni. Zero recuperi dagli infortuni, zero possibilità di fare qualsiasi tipologia di rotazione, anche se qualcosa si potrebbe fare, ma Conte ormai ci ha abituato che purtroppo non lo fa perché si fida solo di quelli che dice lui, e qui comunque una piccola critica a lui ci sta sempre, perché la situazione infortuni è comunque in parte naturalmente imputabile anche alla gestione di Conte per quanto riguarda gli impegni e la fatica. E quindi si parte con la solita formazione falcidiata un po' dagli infortuni e diciamo dalla stanchezza, con Gutierrez a destra e Vergara titolare che sta strameritando di giocare. Nonostante tutto, ragazzi, il Napoli parte veramente bene, parte cercando di tenere il pallino del gioco e cercando di far male alla Fiorentina con le azioni collaudate che ormai, insomma, i ragazzi di Conte ci hanno fatto spesso vedere. E infatti è da una di queste azioni collaudate, scusate, che nasce il gol dell'1-0 di Vergara, perché c'è il lancio lungo di Meret che sta cercando di migliorare il suo gioco con i piedi e secondo me comunque ci sta riuscendo. Difesa da animale, insomma, di Højlund della palla, che in realtà Højlund praticamente non la tocca nemmeno. Vergara gliela ruba, brucia tutta la difesa in velocità della Fiorentina e va a segnare con un grande sinistro all'angolino, bruciando anche De Gea, perché se andate a rivedere il gol, ragazzi, De Gea non accenna nemmeno l'uscita perché Vergara gli anticipa anche la possibilità di buttarsi tirando di sinistro. Gol dell'1-0 che dice tantissimo di questa squadra, sia per l'approccio alla partita, che come sempre è stato più che ottimo, sia per la giocata collaudata che ha funzionato alla perfezione. Primo gol in campionato per Vergara dopo il suo primo gol in Champions, ragazzi. Questo ragazzo non è assolutamente più una sorpresa. E qui apro una piccola parentesi per Antonio Vergara, ragazzi, anche per la società Calcio Napoli, sperando che per qualche motivo mi ascoltino. Tony, adesso viene il bello, adesso viene veramente il bello, sei sulla bocca di tutti, sei sotto gli occhi di tutti, ti stai facendo notare, ti stai facendo vedere, stai giocando alla grande, con tanta fame, con tanta voglia, con tantissima qualità, veramente tocchi la palla in maniera fantastica. Mi ricordi tantissimi giocatori, tra cui anche Kvara, insomma, che è un ricordo che abbiamo un po' più fresco. Veramente, veramente ci stai facendo impazzire. Mi raccomando, tieni la testa per terra, continua a pedalare e continua a giocare così, continua a restare il più umile possibile per cercare di migliorare, perché secondo me puoi arrivare veramente, veramente lontanissimo. E l'appello alla società del Napoli, ragazzi, vi prego, blindate questo ragazzo contrattualmente prima che succeda uno scatafascio verso giugno-luglio. Non penso ci siano presupposti per far succedere un macello, però dato che l'esperienza ci ha giocato cioè ci ricorda brutte cose, abbiamo brutte esperienze sotto questo punto di vista, vi prego, blindate il prima possibile questo ragazzo. Passiamo quindi in vantaggio, ragazzi, e quindi onestamente speravo che la partita si mettesse su dei binari diversi rispetto a quello che poi succede, perché la Fiorentina reagisce furiosamente, insomma, al vantaggio del Napoli, e ci può stare, perché chiaramente è una Fiorentina in difficoltà che deve cercare di fare i punti, perché è ancora terz'ultima in classifica, si sta comunque riprendendo perché la Fiorentina gioca bene, ma chiaramente si ritrova nuovamente in svantaggio dopo 10 minuti dall'inizio della partita, quindi ripeto, ha una reazione furiosa e cerca di attaccare. E su uno di questi attacchi un doppio intervento miracoloso di Meret, ragazzi, doppio intervento miracoloso di Meret ci permette di restare in vantaggio. Ma qui arriva il momento secondo me più duro della partita, perché in questa occasione in cui Meret ci salva miracolosamente dal pareggio della Fiorentina, purtroppo il capitano stupidamente, mi viene da dire, ma stupidamente nel senso che in una ricaduta dopo un salto, praticamente gli parte il ginocchio, o almeno era quello che pensavamo sul momento. Ragazzi, infatti a me, vi devo dire la verità, mi è crollato il mondo addosso, perché l'ho visto a terra, ho rivisto l'azione, ho visto il movimento del ginocchio,
ho visto che entrava la Barella al Maradona, cioè ragazzi veramente vedere un giocatore che è il capitano e comunque uno dei simboli di questa squadra, che ha sempre giocato, non ha mai praticamente saltato un minuto, infortunarsi in questo modo alla fine è sciocco, chiaramente mi ha fatto crollare un po' il mondo addosso. E diciamo, insomma, tutti quanti pensavamo al peggio. Fortunatamente, nelle ultime ore, come ben sapete, stanno uscendo le notizie sull'infortunio di Lorenzo e fortunatamente non si è lesionato il crociato. È stata una fortissima contusione, bisogna chiaramente adesso vedere tutti il resto degli esami e cosa ci diranno, ma sicuramente non saranno 7, 8, 9 mesi di assenza, ma saranno 2, spero massimo 3. Io spero di non andare, che non si vada oltre i 3. Momento durissimo ragazzi, perché psicologicamente perdere chiaramente un giocatore come Di Lorenzo in campo è veramente durissima, infatti il Napoli subisce un contraccolpo psicologico, ma fortunatamente, e qui torniamo naturalmente sulle questioni di campo, Alex Meret ci ha salvato da una botta durissima che poteva totalmente cambiare l'inerzia della partita, ragazzi, perché... E qui apro una piccola parentesi su Alex Meret, perché come al solito da quando è tornato in campo sono ripartite tutte le stupidaggini su questo ragazzo a cui non si è capito perché, cioè non si è capito perché a nessuno piace questo ragazzo come gioca. Come gioca, come carattere, come tutto, cioè ogni volta che va in campo gli viene detto qualsiasi cosa, quando invece da quando è rientrato, ragazzi, vi piaccia o meno, Meret si è sempre messo a disposizione della squadra, ha sempre cercato di fare il suo, con i suoi difetti, come hanno tutti i portieri, ma non subendo nessuno dei gol che ha subito fino ad ora per colpa sua. Quindi, ripeto, un ragazzo comunque serio, professionale, che viene massacrato a prescindere, secondo me, anche molto ingiustamente. E ieri, ragazzi, la partita è stata vinta anche grazie ad Alex Meret, perché in questo caso non ci ha fatto subire il gol del pareggio, fondamentale, ma ha fatto anche tante altre parate fondamentali diciamo nel resto della partita. E ragazzi, questo è era un momento importantissimo della gara, perché avevi perso il capitano, se prendevi anche il gol del pareggio la partita girava probabilmente completamente e potevi rischiare molto molto di più. Invece, grazie diciamo comunque anche alle parate di Meret e al Napoli che cerca di mantenere, andiamo all'intervallo sull'1-0. Accusato il colpo dell'infortunio di Lorenzo, rientriamo in campo come al solito con un ritmo un po' più blando, perché naturalmente sappiamo bene che le energie del Napoli, dei giocatori del Napoli al momento sono ancora abbastanza basse. Al 49esimo però ragazzi succede una cosa che mi ha fatto impazzire, perché finalmente si presenta al campionato di Serie A e a noi tifosi del Napoli un certo Miguel Gutiérrez, giocatore che io ho visto giocare anche in Spagna, giocatore che stavo aspettando e che continuo ad aspettare, perché in realtà la prestazione è stata ottima, può ancora migliorare, perché con una grandissima giocata 1 contro Gosens, che probabilmente si aspettava che Miguel andasse sul destro per poi crossare al centro, invece Miguel rientra e crea insomma un arcobaleno bellissimo col suo mancino che si deposita alle spalle di De Gea. 2-0 ragazzi, estremamente fondamentale per il momento della gara, per il momento del campionato e per Miguel Gutiérrez stesso, che finalmente sta aumentando le sue prestazioni, cioè sta giocando sempre meglio, ragazzi, non mi veniva il termine, e in questo caso piccola vittoria anche per Antonio Conte, perché è lui che lo sta facendo giocare sulla destra, è lui che lo vuole lì per qualche motivo, un pochino forse stiamo capendo anche il perché, e infatti scena bellissima in ogni caso, l'abbraccio tra i due con Michele che va proprio a cercare Antonio Conte dopo il gol, quindi anche questo fa capire che in realtà c'è sempre coesione assoluta tra il gruppo squadra e soprattutto l'allenatore, e questo ci deve far pensare che in ogni caso diciamo c'è un legame veramente forte, che probabilmente continuo a dire che in ogni caso in estate sono stati fatti degli errori, perché da quando sono stati allontanati certi elementi mi sembra che ci sia un po' più di armonia in generale tra giocatori e allenatore. Dopo il vantaggio il Napoli continua purtroppo ad abbassarsi, perché le energie sono naturalmente poche e cerchiamo di gestire palleggiando, ma la Fiorentina, che ha molti più cambi di noi, inserisce chiaramente forze fresche per cercare di andare all'arrembaggio, inserendo anche Ken, affiancandolo a Piccoli, insomma, per provare a rientrare in partita, e purtroppo per noi ci riesce, perché su una bella giocata, non mi ricordo di chi, va Piccoli in profondità, Buongiorno prova a tenerlo in maniera un po' leggera,
entrando in area, Piccoli tira, miracolo di Meret, ma purtroppo sulla ribattuta arriva Solomon, su cui Meret naturalmente non può fare nulla, e prendiamo il 2-1 e la Fiorentina rientra in partita. Piccola parentesi anche qui per quanto riguarda Buongiorno, questa è una sbavatura purtroppo di Ale, l'ennesima sbavatura della sua stagione, e qui magari la domanda che vi pongo è: magari ci è andato leggero perché era già ammonito, magari ci è andato leggero perché aveva paura di causare l'ennesimo rigore, non lo so, però lì magari si poteva contrastare fisicamente un po' di più Piccoli, che comunque ha giocato una buona gara e che comunque è tosto fisicamente. Dal 2-1 in poi, ragazzi, la partita comunque è stata veramente comunque bella, occasioni da una parte e dall'altra, e diciamo gol che sono stati più volte sfiorati, un poco per merito dei portieri, un poco anche per demerito spesso degli attaccanti. Partita che si va a chiudere sul 2-1 e, ripeto, partita sofferta da parte del Napoli, ma una vittoria fondamentale ed essenziale per il cammino in campionato. Ma passiamo quindi ai migliori e ai peggiori della partita, ragazzi. Naturalmente per quanto riguarda il Napoli, potete già immaginarli, partiamo dai migliori. Naturalmente MVP della partita, Antonio Vergara, ragazzi. Altro gol bellissimo, giocate di qualità, recuperi per dare una mano alla squadra, sta giocando veramente in maniera perfetta al momento a 360 gradi, sta in un grande momento di forma, speriamo che continui così, e quindi assolutamente tra i migliori. Tra i migliori ci va naturalmente anche Alex Meret, ragazzi, nonostante il gol subito, perché, ragazzi, riguardatevi gli highlights sulla partita totale, ha fatto almeno 3-4 miracoli che ci hanno salvato il risultato, quindi Meret va assolutamente tra i migliori. Tra l'altro in realtà l'assist per il gol di Vergara per 1-0 è suo. Altro che va tra i migliori, naturalmente Miguel Gutiérrez, sia per il gol ma sia anche per la prestazione, perché le prestazioni sono in crescendo di Miguel, sta imparando a giocare anche a destra, e ragazzi il gol è bellissimo, come si fa a non metterlo tra i migliori. Passiamo ai peggiori. Il primo tra i peggiori, ragazzi, metto Alessandro Buongiorno. Perché nonostante le sue prestazioni stiano crescendo di livello, io questo lo dico per spezzare una lancia nei confronti di Alessandro Buongiorno, naturalmente alcune decisioni, alcune scelte, la sbavatura sul gol preso comunque pesano nella valutazione. Però detto ciò, ripeto, le prestazioni stanno crescendo di Alessandro Buongiorno, mi sembra che stia ritrovando un poco di smalto, un poco di fisicità, un pochino anche di personalità, di pulizia negli interventi, quindi spero che stia tornando ad essere il difensore che ci ha abituato diciamo, ad ammirare. Ultima valutazione, secondo dei peggiori secondo me in campo, è Rasmus Højlund, ragazzi. E qui è una provocazione enorme che vi sto facendo, ma ve la spiego velocemente. Højlund ha fatto la solita partita di sacrificio spaventosa, sempre a difendere la palla, sempre a lottare, sempre a dare mazzate, tenendo palloni e smistandoli per gli altri, per i suoi compagni di squadra, quindi solita partita di grande sostanza. Però purtroppo, ragazzi, sarà magari per un poco di mancanza di lucidità, di stanchezza e di quello che volete, purtroppo Rasmus sbaglia 2 gol, praticamente non a porta vuota, però sbagliano 2 gol clamorosi, veramente clamorosi, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo. E ragazzi, questi sono dettagli che non bisogna tralasciare, non sono dettagli che si possono lasciare andare così, perché sono gol che sarebbero potuti assolutamente pesare nell'economia della gara, perché se la Fiorentina per qualche motivo avesse trovato il secondo gol, un terzo gol di Rasmus, in quel caso soprattutto nel secondo tempo, dove Elmas gli serve una palla che lo mette praticamente davanti alla porta, sarebbe stato fondamentale. Quindi lo metto tra i peggiori, più per provocazione che per altro, perché naturalmente, sperando che abbia un po' più di riposo nelle settimane successive, deve diventare più cattivo sotto porta, perché abbiamo bisogno dei gol di Rasmus Højlund. Quindi vittoria sporca, pesante, sofferta, necessaria per restare aggrappati al treno Champions, che è l'obiettivo adesso fondamentale per la stagione del Napoli. Questa è stata la mia analisi a freddo per Napoli-Fiorentina 2-1, un'analisi non per avere ragione ma per capire meglio il Napoli. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, e forza Napoli sempre.